Buonasera maestro Gianni Nani. Buonasera, buonasera, come va? Tutto bene, buonasera al pubblico di TV Campane, buonasera ai fratelli Marigliano, ad Andrea, a Pino Fontana e come dico sempre a quanti coloro ci lavorano in un'emittente bella e professionale come questa. Tutto a posto, maestro, lei sta ancora in quarantena oppure ha finito? No, io intelligentemente credo di essere una persona intelligente, sono a casa, giusto, scendo giusto per il necessario e mi comporto da tale, perché voglio essere uno di quelli che non ha da aspettare per forza un anno e mezzo perché ha faticato, quindi do il mio contributo a far sì che cali anche il tasso delle infezioni e tutto il resto appresso, perché se non ci comportiamo così noi dello spettacolo secondo me non facciamo manco per mazzo di lana capelli. No, io invece sono uno che sto ancora a casa perché come ben lei sa, guarda stasera ti sto dando lei, come ben lei sa che hanno detto che abbiamo questi 15 giorni di tempo per capire se comunque l'uscita di tutti può peggiorare la situazione oppure no. Allora, io spero che non sia così e che veramente il Signore ci assisti e finisca il tutto. Però se malgrado invece la cosa è negativa, almeno non mi sento in colpa che devo dire io sono uno di quelli che non ha rispettato le regole. Invece io sono uno di quelli che sta rispettando ancora le regole, sono uno che sta ancora a casa, esce veramente solo quando devo comprare qualcosa per la spesa e poi rientro subito a casa e non esco. Vedo tante persone per strada, addirittura nel telegiornale ho visto quella situazione che è successo in Lombardia, è assurdo, che io voglio capire i controlli dove stanno, che si riesce a fare un assemblamento di tanti ragazzi con delle bancarelle che vendevano degli alcolici abusivi. Scusatemi, i controlli che fine hanno fatto? Poi, purtroppo, nei quartieri popolari di Napoli, è vero che ci sono tante persone che indossano la mascherina, ma ci stanno pure una mariuagliuno con pasti motorino, uno sottanato, che non tengono proprio la mascherina. Perché se vogliamo, nemmeno 2 ragazzi su un motorino possono andare. Addirittura parlano che in macchina dobbiamo stare seduti, uno avanti e uno indietro. Io ho visto una scena, uscendo che sono andato a fare la spesa, che c'erano 6-7 motorini fermati, una marea di ragazzi tutti vicino, ne teneva una mascherina. Uno solo teneva mascherina. Cioè, una cosa assurda. Io credo che, come hai detto tu, fra 15 giorni avremo la risposta. Non sia mai. Ecco, ma pensi, secondo me De Luca fa un muro di Berlino a Caserta Nord. Ma per me fa bene. Però ti dico una cosa, il problema non sarà più che deve fare il muro di Berlino a Caserta Nord, il problema è che il muro lo deve fare come una volta, le mura all'interno della città. Una volta stavano 4 porte a Napoli, porta Capuano, la porta di San Gennaro, porta Nolano, porta Alba e Safonata voto porte. Perché il problema è vero, questa volta non è tanto chi è venuto dal nord qui al sud, perché bene o male queste persone che sono venute al sud hanno rispettato tutto quello che dovevano rispettare, gli è stata misurata la febbre al momento opportuno, ma sono i napoletani. Allora io mi domando e chiedo, voi genitori che avete figli e scendete con vostro marito, con vostra moglie, con la mascherina, com'è che non riuscite poi a dire vicino ai vostri figli, ma stai scendendo, devi mettere la mascherina? Perché alla fine tutti questi ragazzi che vediamo per strada, ma i genitori che dicono dove stanno, che fanno? Lo sanno che i figli non stanno mettendo la mascherina, Io ho 2 ragazzi, ho un maschietto di 15 anni e Fabiano di 12, ok? Sono ancora chiusi dentro. Ma non sono solo i figli tuoi, però diciamo che in tutto questo noi stiamo aspettando che tra poco arriva l'artista che sarà mio ospite, dove stasera mi delizierò, sarà una bellissima puntata perché fra il maestro Gianni Nani e Gianluca Capozzi ascolteremo tanta bella musica.
Però nel frattempo noi affrontiamo ancora questo discorso. Allora io mi chiedo, e ripeto, non voglio fare l'uccello dei malaugurio e mi auguro che tutto sia finito e finisca al più presto. Se tra 15 giorni aumentano i contagi a Napoli, cosa che per fortuna sono alcuni giorni che non ci sono nemmeno dei morti, che si fa? Signori, ecco il grande Gianluca Capozzi. Buonasera a tutti. Buonasera a te, come stai? Mi sentite? Sì, sì. È una bellezza. Funziona. È che non avevo capito che fosse attraverso Skype, quindi scusatemi un attimino per il Skype, scusa. Non ti preoccupare. Gianluca, allora hai mangiato innanzitutto, tutto a posto? Sì, tutto bene. Quello non manca mai da superiore a mangiare, è proprio l'ultimo dei problemi. Allora Gianluca, credo che il maestro Gianni Nani Ciao Gianni, come stai? Bene, come stai tu? Bene, fortunatamente. Ti seguo sempre, è madre Grazie. Allora, noi l'altra sera abbiamo fatto ma giusto una chiacchierata veloce, Gianluca, sul mio Instagram, è stata proprio una bella cosa e ce la faremo molto più bella anche stasera. Gianluca, ti lascio prima salutare tutti i telespettatori di TV Campane e i proprietari sarebbero i fratelli Marigliani. E gli editori fratelli Marigliani. Ciao ragazzi, spero che a casa tutto a posto, i ragazzi tutto a posto. Vi faccio un saluto più amichevole che professionale, perché comunque vi conosco da anni, quindi un abbraccio a tutta la famiglia Marigliani. E ovviamente un abbraccio a chiunque ci stia seguendo sui vari mezzi di comunicazione. Che sono anche i social, perché comunque siamo anche condivisi sulle pagine Facebook. E ne approfitto per fare un augurio a Ciro Marigliano, perché proprio l'altro giorno è stato il suo compleanno. Auguri Ciro, tanti auguri, buon compleanno. Allora, Gianluca, volevo chiederti una cosa. Parlavamo un pochettino di quello che sta succedendo, dovuto che penso che hai seguito il telegiornale, che in Lombardia addirittura all'improvviso si sono messi a fare gli aperitivi con delle bancarelle così abusive in mezzo alla strada. Allora io chiedevo, scusate, ma la Lombardia, che è la regione almeno al nord una di quelle più colpite, e ancora oggi la percentuale alta di contagiati è sempre al nord, ma i controlli che fine hanno fatto? Dove stanno sta gente? Allora, io non sono d'accordo, comincio col dire che non sono d'accordo a fare l'aperitivo per strada e quant'altro, anche perché vanifica tutto quello che abbiamo fatto finora. Però c'è da dire una cosa, io lo dicevo, insomma, parlavamo al telefono anche oggi con amici. Io credo che il governo o chi in questo momento tenga le redini di tutto questo ha commesso una piccola leggerezza. Io, come tanti altri, salgo su palchi quando davanti hai migliaia di persone. Quando tu parli a migliaia di persone rispetto a quando parli con 10 persone, devi essere semplice, diretto, dare poche informazioni, ma chiare. Se ne parli a 1000, devi essere ancora più diretto, figurati si parla a milioni di persone. C'è stata una piccola leggerezza, o, per quella che è la mia opinione, o si continuava con la cinta stretta per un altro poco, oppure si andava sicuramente incontro a questo, perché i sono prima che quando hanno congiunti una capito che volevano riuscire. Quando ha detto fase 2 ancora ci stiamo domandando, questa non è la fase 2, questa si chiama fase coscienza. Ognuno di noi dovrebbe avere un minimo di coscienza personale e per chi ha vicino, e dovrebbe limitarsi. Però se vogliamo dire che se è capito buono che si era cioè fase 2... No, ma anche perché devo dire la verità, sta fase 2 hanno cambiato delle cose, cioè le cambiavano giorno per giorno. Allora, le chiese dovevano stare chiuse, ma hanno detto che già da lunedì si può andare a pregare. E poi i coniugi, però gli amici no, però i coniugi, poi i fidanzati. Cioè, innanzi capita, alla fine devo andare vicino a mia moglie. No, ma io vicino a mia moglie a un certo punto, stesso che non avevo capito più niente, dice, Lidia, scusa, ma io e te ci potremmo vedere? Perché non era capito niente più. Cioè, non c'è da stanza di pranzo. Bravo, perché il governo ha fatto molti errori nella fase 2, ma molti ne ha fatti. Io no, aspetta, io voglio dire una cosa, non è che sia una situazione semplice, perché poi ci facciamo masta tutto qua. Però in questo frangente qui era facile aspettarsi che nel momento in cui tu trasferisci un messaggio di riapertura, ovviamente qualcuno lo percepisce a modo suo. Allora, si so lapidario e dico, voglio non è sci ancora, stai solo a faticare, allora io capisco. Però se mi dici, voglio stai a faticare
poi potete a correre in do parco, ma vado a sta accorto se c'è sta troppa gente, poi no, voglio, cioè, tutto a po', ma che ma fa? No, ma perché tu la vedi normale che è stato detto, cioè non dovete fare assemblamento con gli stessi familiari, non dovete incontrare ancora amici, però potete a correre a Mergelline. Voglio capire, ma si va a correre a Mergelline. Oggi dice che a Mergelline non si chiama la gente che c'è stata. Quindi io mi avvicino a persone che non conosco, gli amici me li stai vietando e gli sconosciuti li posso stare a fianco. Ma il discorso è molto ampio, perciò Riga, sì, io voglio trasmettere un messaggio che è quello di dire voglio guardarmici un po' i fatti nostri, insomma, per non dirla proprio, cioè abbiamo fatto veramente di tutto e devo dire, io ho fatto un video, non so se l'avete visto, dove raccontavo di un popolo che veramente si era comportato, io posso solamente fare un grande applauso ed applauso a tutti i campani per come si sono comportati. A questo stadio qui ci sono stati degli input un po' confusi, però si riuscimmo a non perdere proprio a capo, perché io so che addirittura siamo intorno ai 20-22 casi giornalieri. Se riuscissimo a non perdere a capo, li fossimo asciuti proprio. Cioè, è vero. Ma non voglio fare l'egoista che dice ti parte, no, però qui ci siamo quasi riusciti. Siccome andiamo incontro ad un'estate dove, grazie a Dio, nella nostra regione c'è Somar, ci stanno i belli posti, noi ci potessimo stare per un po' grazie a Dio. Quindi chi si vince casa, facciamo le scendere a zero e poi ce lo amo così. No, ma anche perché devo dire che già siamo scesi a zero sul tasso di mortalità, perché comunque a volte in una settimana vengono 3-4 giorni che non ci sono morti a Napoli per il coronavirus. Su questo siamo stati, devo dire, fortunati, perché comunque non è che siamo stati, che abbiamo avuto i casi, le migliaia di casi improvvisi che hanno avuto altri in momenti in cui non si capiva niente, nessuno capeva che era questo virus, nessuno capeva... però insomma poi siamo stati bravi anche a gestire queste cose, anche perché noi alla fine siamo un popolo non di sciocchi, noi è il cervello in capit nim, quindi quando si tratta di star bene, di guardare il proprio interesse di salute, il proprio stato di salute, sappiamo insomma come fare. Mostra sul fatto che effettivamente tu dopo 3 mesi che tieni un ragazzo di 14 anni, io ho più paura di ragazzini, perché io 3-4 traverse dopo casa mia ho sbagliato strada, perché sono andato a prendere un macchinario che mi serve per fare le fisioterapie, ho sbagliato strada, sono tornato indietro e ho trovato 20 ragazzi tutti uno vicino all'altro. Infatti la stessa cosa è capitata a me, non va bene. I genitori non dicono nulla, non lo so. Veniamo a noi, perché riallacciamo questo discorso, però non voglio dimenticare che domenica, cari ragazzi, è la festa della mamma. Sì. Quindi entrambi mi dovete dedicare una bella canzone a tutte le mamme che ci stanno seguendo. Gianluca, che ti sei preparato tu e se tieni preparato qualcosa per la mamma? No, io per la mamma non ho preparato. A parte che tu canti l'amore, quindi l'amore che canti tu va bene anche per una mamma, voglio dire. No, veramente non avevo preparato perché non sapevo che avresti, come dire, aperto. Ma io vi devo fare i tranelli, altrimenti non va bene. A me viene in mente una canzone che canta mia madre spesso e che me l'ha cantata per tutta. Io ho imparato anche grazie al fatto che mia mamma, mentre faceva i servizi, cantava la canzone insomma in continuazione. Mia madre ha una bella voce, poi tra parentesi un po' meno il senso ritmico, però la voce è bella ed è intonata. E tipo lei mi cantava tipo mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore, ma non mi ricordo più, però è questa che veramente mi entrava in testa. E lei mentre faceva i servizi, i vetri, i piatti, belle e buone, si faceva sti cantate. Gianni Nani, invece tu, caro maestro? Allora, io canto per la mamma un brano che mi ha scritto nel 97 Gennaro Scorto. La canzone aveva per titolo Cari genitori.
Grazie a te che esiste, per tutto quello che mi hai dato tu, per come mi hai cresciuto, ti ringrazio sempre più. Tu mi hai dato la vita e in da vita voce per cantare, e ringrazio a Dio, la vengo a te mamma. Ma quanta canzone parlano d'amore, ma che sia più bella e parli di mamma. Ma quanta nottata tu hai fatto scetate, e se teneva freddo, tu stivi sempre a fianco a me. E mo, che sto giorno si sta realizzando, canto per te. E tu insieme a papà mi dà da forza cuore la voce per cantare. Bravo, ma bella, complimenti. Bravo. Vedi, Bravo anche Gianluca. Gennaro. Bravo Gennaro Scott. Gennaro comunque è un bravo autore. Ritornando al discorso Veterano. che stavamo facendo prima, Gianluca, tu in effetti il nostro settore, come dicevamo anche in settimana, parlavamo io e te di questa cosa, è fermo al momento, quindi tu comunque sei ancora in quarantena da quello che vedo. Ma credo che la quarantena sia ancora vigente in tutto ciò, ma dico semplicemente che il nostro settore sarà sicuramente uno degli ultimi, se non l'ultimo a ripartire per questioni proprio numeriche, perché comunque dove c'è musica c'è assembramento e quindi è giusto che si aspetti un attimino. C'è da dire, come dicevo l'altra volta, che però se i presupposti sono quelli di cui parlavamo poco fa, non facciamo che poi a subirne le conseguenze siano solo alcuni settori, mentre in altri posti le regole non si rispettano. Però tu hai sentito che comunque stanno dicendo già che mentre i ristoranti dovevano aprire il 1° giugno, forse entro il 18 maggio c'è la probabilità che apriranno anche i settori dei ristoratori, ma parrucchieri. Io credo che sia proprio per questo motivo. Si sono accorti che lasciando uno spiraglio aperto, mezza porta aperta, sta porta si sta spalancando. Ma giustamente, se questa porta si spalanca, o la richiudiamo e la richiudiamo per bene, o altrimenti non la chiudiamo solo per alcune cose. Anche perché, ad esempio, Trump, differenza in America, dice io riapro tutto, signori, si salvi chi può, perché comunque l'America sta affrontando un periodo sta quasi a 33 milioni di disoccupati, di persone che hanno perso il posto, e lui dice l'unica cosa per rilanciare l'economia, io devo aprire a rischio, voglio dire, chi muore, chi si salva. Cioè tu vedi a che punto siamo arrivati, e secondo me il nostro governo ha dovuto fare per forza la seconda fase, perché noi non lo vediamo adesso, ma lo vedremo in seguito quello che succederà, sì. Tutto questo disastro. Assolutamente sì, ma io dico anche un'altra cosa, a seconda del paese, a seconda del tipo di paese, del tipo di cultura del paese, comunque l'America è un paese capitalista, cioè in America se tu lavori, se tu non guadagni non hai manco diritto alla sanità, quindi il problema è anche più grave dal punto di vista sociale. Il discorso è che in effetti ci sono due grandi mali, da un lato c'è questo virus e dall'altro c'è l'apertura di una crisi che mi sembra, io non voglio sbagliare, ma mi sembra di aver sentito che già ha fatto una prima vittima, un imprenditore. Allora, c'è stata, sì, in settimana, quindi, mi sembra l'altro giorno è successo questa cosa. Io mi permetto di mandare un abbraccio, anche non conoscendo le persone, diciamo appunto personalmente, però mi permetto di mandare un abbraccio perché penso che un gesto di questo si fa solamente quando veramente si siente sconfitto. Io credo che sia a pari livello al dispiacere di morire per questo benedetto virus, morire di disperazione mentale, disperazione morale, sentirsi vinto, è brutto. Quindi secondo me ci sta da riflettere veramente su come muoversi bene, perché non è una cosa semplice.
È vero. Io invece, Gianni, approfittando che stavamo parlando, proprio Gianluca ricordava sta cosa, io invece voglio ricordare un'altra cosa molto importante e voglio, anche se è possibile, ma giusto 2 battute, se me le puoi fare musicate del silenzio, perché io voglio ricordare che oggi ci sono stati i funerali del poliziotto che è stato ammazzato in settimana a Calata Capodichino dovuto per che dei Rom, se non vado errato, stavano per fare, avevano saccheggiato un bancomat, una cosa, e oggi ci sono stati i funerali. Noi naturalmente siamo vicino alla famiglia e dobbiamo ricordare, perché la Polizia di Stato va ricordata per tutto quello che ha fatto anche in questo periodo del coronavirus. Vogliamo accennare un pochettino il silenzio, è possibile? Bravo maestro, ok. Adesso veniamo veramente alla famiglia. Questa è una cosa che io sento tantissimo, perché io sono un ex guardia giurata. Io sono di Calata Capodichino, quindi figurati. Quindi... cioè, siamo veramente vicinissimi, ragazzi. Veramente un abbraccio alla moglie, alla figlia, veramente al figlio o alla figlia. Ai bambini, Silvio aveva 2 bambini. Sì, allora sì. Gianluca, veniamo a te. Noi ci siamo sentiti in settimana e siamo arrivati quasi al 1998, che stavamo ai primi 3 lavori discografici, però dovevamo parlare dei lavori discografici, perché tutte le persone mi hanno raccomandato la prima cosa. Quest'oggi Mario continua con Gianluca perché dobbiamo arrivare al 2020. Abbiamo lasciato la cosa a metà. Abbiamo lasciato la cosa a metà, l'abbiamo fatta apposta, perché altrimenti poi stasera già avevamo raccontato. Nel 1998 stavamo parlando anche di quel lavoro discografico che ebbe tanto successo, e tu di quel lavoro ci hai fatto ascoltare tante belle canzoni. Dopo del 98, quando hai inciso poi un altro lavoro discografico? Nel 98, allora nel 2000 realizzai un disco che si chiama Ogni giorno di più. E all'interno c'erano 2 collaborazioni rarissime nel testo. Io per l'ennesima volta mi avvalsi della collaborazione di Enzo D'Agostino, e da una di queste collaborazioni venne fuori proprio, te la accenno, Ti amo, uno stile da tutto mondo da sentire, deve bruciarti in gola questo ti amo, dinti lacrime della dama non fai più, ci vuole lui per respirare, sarà geloso ma è dolcissimo, se diventa matto quando guardi un altro, dai non pensarci ancora un attimo, corri va da lui, basta dire solo ti amo, e un amore distrutto torna a sta cuccia, se butti via l'orgoglio e dici ti amo, tornare dopo tempo una settimana fa, e sto momento si può cancellare. Questa fu ancora un altro successo. Io ti devo dire una cosa, perché io prima di andare in diretta, io stasera volevo farti una sorpresa. Prima di andare in diretta, giusto 2 minuti prima, mi ha mandato un WhatsApp, perché noi ci siamo sentiti pochi giorni fa e io gli ho detto che volevo farti questa sorpresa, e lei, figurati, perché è una sorella amica mia
da sempre, Sì. mi ha contattato proprio 2 minuti fa e ha detto: Mario, io con tutto il cuore non riesco ad entrare in diretta perché ho avuto un problema con il cellulare, mannaggia, mi si è bloccato Instagram, Facebook, mi si è bloccato tutto il telefono. E però te lo dico lo stesso perché è una nostra carissima amica ed è Valentina Stella. Hola, un abbraccio. Ti voleva fare un regalo, grandissimo. ho detto con tutto il cuore, ma sono rimasta così male perché lei sta facendo la quarantena anche lei da sola. Dice: credimi, non posso fare più niente, né Instagram, niente, però si è bloccato. Domani devo portare. Io le mando un bacio grandissimo, ma un abbraccio fortissimo. Valentina è una delle persone con le quali, ecco, all'interno del campo lavorativo io ho un rapporto fantastico, veramente una persona sempre solare, propositiva, sempre, e quindi le mando un abbraccio forte. Mi dispiace che non siamo riusciti a stare insieme in questa telefonata. Io sono da sola, sono negata vicino ai cellulari, quindi non so fare nulla, si è bloccato tutto. Però non mancherà, ne faremo un'altra. Allora Gianluca, andiamo avanti. Questo brano che tu dicevi adesso del 2000, in questo disco, mi dicevi che per questo brano c'era la collaborazione di Enzo D'Agostino. Sì, con Enzo D'Agostino. È stato anche in questo disco l'unico brano che poi si è ascoltato che ha avuto successo? No, in questo disco ce ne sono stati un po', devo dire. Cioè, per dirne una, sì. Tipo c'era questa qui che anche andò molto bene. Non tornerà la sua timidezza mentre arrossiva ogni tua carezza. Non tornerà quel suo modo strano di amarti senza mai dire ti amo. Non tornerà e non serve a ci pensare. Sarà il tempo il medico del cuore quando lei non ci sarà. Non tornerà, l'hai capito adesso, ma senti ancora il suo odore addosso, l'immensa gioia del vostro amore che si trasforma nel tuo dolore. Non tornerà, non serve a ci pensare, che rimane nato posto tuoi, sapo passare. Mamma mia, com'è bella sta canzone. Questa si chiamava Quando danno amore. In questo lavoro, se è un problema mio lo vedi pure tu così, ma io vedo, non lo riesco a capire se è un fermo immagine o il maestro Gianni Nani ha preso sonno, perché io lo vedo bloccato. No, si muove, lo vedo. Stava anche fermo immagine, un fermo immagine quello già normalmente è brutto, ma io ho un fermo immagine che non ci si può guardare il maestro Gianni Nani. No, stava dicendo una cosa, dici Gianni, che stai dicendo? Da far notare in quel lavoro discografico, specialmente in questo brano, la sezione archi, archi che dava veramente un grandissimo accento, un grandissimo arrangiamento, e credo che l'arrangiamento sia sempre stato da Massimiliano, tuo fratello, al quale mando un bacio forte e un bacio a Massimo. Ragazzi, sicuramente vi ricambia, sì, veramente. La scrittura degli archi in quel pezzo in particolare era veramente fondamentale, perché c'era una tensione e diciamo un'enfasi proprio nelle combinazioni melodiche molto belle, molto belle. Io credo che Massimiliano, tuo fratello, abbia dimostrato di essere, a parte un grande musicista, molto competente, e si diceva i capozzi fanno tutto fatto in casa, ed è vero, ragazzi, i capozzi è una cosa, sì, ma è vero. Allora ti dico che Massimiliano io dagli arrangiamenti che faceva Massimiliano, voglio dire, sono sempre rimasto affascinato, perché stava anche lui avanti di 10 anni musicalmente. È un ragazzo sì, ma alla fine tu considera che tutto nasceva da noi due, quindi tutta la visione molto futuristica, perché veramente all'epoca, insieme a qualche altro collega e non solo noi, però c'era tutta una visione di un mondo musicale che sarebbe andato molto più avanti di quello che era, e ovviamente nella composizione c'era Massimiliano, negli arrangiamenti c'era Massimiliano, nelle scelte c'era Massimiliano. Ovviamente è merito di entrambi se siamo riusciti a lasciare quel piccolo segno in questi 2 decenni e più, cioè non era semplice, perché io lo rammentavo qualche giorno fa, quando sono uscito io
i nomi che già mi precedevano di qualche anno non erano nomi da poco, cioè erano nomi che poi sono rimasti veramente per 30 anni a cantare, quindi o facevi qualcosa realmente di speciale o eri inutile, cioè non saresti rimasto granché. Maestro Gianni Nani, ma lei qualche brano di Gianluca Capozzi che a lei piace di più ce lo vuole accennare? Lei canta pure Capozzi in mezzo a tanti brani suoi. Vorrei spiegarti che non voglio perderti, riempire gli occhi miei con gli sorrisi che fai tu, coprirmi con le braccia degli abbracci tuoi, andare insieme ovunque dove vuoi e poi scoprire che è lo stesso anche per te, capire che non vivi senza me. Vorrei spiegarti che non voglio perderti, se avessi il coraggio che no. Hai capito, maestro Gianni Nani? È bravo. Bravo, vabbè, ma Gianluca Capozzi, sappiamo già. Gianluca Capozzi, ragazzi, lo adoro, lo ammiro tantissimo, perché diciamo che musicalmente abbiamo dei toni di voce molto simili, in quanto delle frequenze sì, è vero. Con la voce un po' più femminile rispetto a qua, non capite lo fatto manata, siamo un po' più ti dice la voce bianca, va? Diciamo che abbiamo delle frequenze simili, ecco. E io ho sempre adorato lui e Finizio, poi altri artisti, a me piace tutto di tutto, voglio dire, ma Gianluca Capozzi fa parte, non ci c'è niente che è innamorata mia, con me fa parte della tua vita, fa parte, certo. Gianluca, ti faccio subito una domanda. Cos'è che ti fa star male? Una cosa che ti fa star male in questa vita che viviamo? In questa vita mi fa star male la cattiveria. Grazie. Perché la cattiveria interessata, magari se tu mi fai una cattiveria perché ne puoi trarre un vantaggio, mi scivola parecchio addosso. Però la cattiveria immotivata, mi credi? Cioè, ancora evidentemente non sono mai, sono ancora ingenuo sotto l'unico punto di vista, forse è questo, non mi spiega, non me l'aspetto, e quando mi capita ma che senso tiene? Quindi per me la cattiveria è quella proprio immotivata, quella che tu, ma non lo so se è proprio quella è la cattiveria gratuita. Che mi fa rimanere male, cioè perché posso capire tutto nella vita, ormai siamo grandi, siamo adulti, abbiamo avuto le nostre esperienze, quindi posso capire se tu, che ne sacci, mi fai una cattiveria perché ne trai un vantaggio, vabbè, te ne fai una ragione, non è una cosa che io farei, però me la posso aspettare, ma che la gratuità è una cosa... non comprendo. Nani, che dicevi? Secondo me è repressione infantile. Quelli che fanno i cattiveria così sono quelli lì che sono sempre stati da piccoli con la bocca aperta così a guardare gli altri come erano ma te ne venisse qualcosa, cioè se te ne torna qualcosa, cioè io posso capire, me la posso anche aspettare, la posso anche prevedere, però quella gratuità secondo me io ci rimango male perché è un fatto genetico, capite? Cioè secondo me ottieni due sangue, e allora se ottieni due sangue è nell'indole proprio, capì? Allora no, cioè è una cosa che proprio devi stare lontano anni luce da me, cioè io niente faccio, però mi chiudo, mi allontano da chi posso pensare che possa fare una cosa del genere e dico vabbè, che ha avuto io sono Ariete. No, perché siamo simili su questa cosa che stai dicendo, per questo te l'ho chiesto. Ariete ascendente Leone.
Ok. Senti, un'altra cosa che ti voglio chiedere invece, dimmi una cosa che non ti sei mai perdonato. C'è qualcosa che non ti sei mai perdonato? Tante, Mario, tante. Perché secondo me chi riconosce i propri sbagli non ne riconosce uno solo, perché sennò saremmo una specie di cyborg. Cioè, secondo me, se uno riconosce gli sbagli uno solo non è possibile. Io ne ho fatti tanti, alcuni non riesco a perdonarmeli, alcuni non li posso recuperare nei confronti di qualcuno. Io non sono una persona cattiva, però mi è capitato di comportarmi male a volte per periodi della mia vita strani, per momenti miei di sbandamento, ma so assai. E ti giuro che ancora oggi, quando penso a quelle cose che ho fatto in maniera sbagliata, mi pigliasse a paccara su lì e mi dà fastidio proprio pensarci. A volte, ecco perché io capisco poi delle persone che non riescono ad ammettere l'errore, perché la colpa ti sovrasta e a volte è meglio proprio non ci pensare. Spesso vai proprio manicomio. Io ancora oggi veramente faccio dietro fronte della mia vita e dico ma mi si tornasse da non facesse mai quella cosa, mai. Però siamo esseri umani, cioè Sbagliare è umano, sbagliare perseverare è diabolico, ma comunque ecco, bravo. Il discorso è che magari lo stesso errore che non faccio, però quando l'hai fatto Gianluca, cosa vorresti fare che non hai fatto fino ad oggi? Allora, che cosa vorrei fare? Una cosa che ho detto ultimamente, io sicuramente nel mio mirino c'è la produzione di un artista. Questa è una cosa che farò, questa è una cosa che devo fare, voglio fare e la farò. Quindi... un cantante carino con i capelli, con una bella... maestra Gianni. No Gianni, in verità il problema è che non è proprio nell'immediato, questo è il discorso. Allora sei ancora più vecchio e pierde pure chi stato di capelli che tiene, quindi stiamo però devo a quello. Gianluca, invece ti voglio ancora fare un'altra domanda e poi ci delizi ancora con un'altra bella canzone di questo lavoro discografico. Voglio chiederti, artisticamente, ok? Speri o ti auguri semmai di realizzare ancora qualcosa che non è arrivato, o ti senti appagato della tua professione fino ad oggi e del tuo successo? No, io mi aspetto ancora di realizzare tante cose, cioè alla fine poi dipende dai progetti che hai. Io prima di questa benedetta pandemia stavo realizzando delle cose che era da sempre che mi piaceva fare e ci stavo riuscendo, stavo di nuovo costruendo dei progetti veramente belli, stavo preparando qualcosa di teatrale, stavo facendo un po' di cose e poi abbiamo avuto questo lockdown che ci ha messo un po' ai pit stop, però sono cose che voglio fare, cioè assolutamente devo ancora realizzarne tante di cose. Se mi parli di grandi progetti, come quando da quindicenne immaginavo di girare il mondo con la mia musica e di andare a fare un concerto all'altro lato del mondo con milioni di persone, ovviamente non è quello il progetto, però ci sono tante cose che voglio fare, tante cose, e che stavo, e spero di riprendere subito dopo questo blocco, di continuare a fare. Quindi ci sono tante cose da fare. Ti ripeto, anche quella che ti ho... Voglio sentire una canzone classica da entrambi. Inizia tu, Gianluca, la canzone classica che più a te piace. Una canzone classica. Sai, è parecchio proprio che non la suono. Facciamo questa qua che è una che io amo cantare, anche se l'ho cantata 20.000 volte. Se avessi fatta una che l'hai fatta a me, sto da pessa accesa e voi sapete perché in coppa sta terra femmine come te non c'hanno stavano
onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, il suo ti fatto piangere, lacrime infamità. Femmina, se tu veggi una vipera, mi indosso che ti stanno, ma non posso più campare. Femmina, si dolce come il zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina, ti voglio bene e ti odio, non ti posso scordare. Bella. Quel Questa grande l'adoro. Antonio De Curtis. Ah, questa è stata una delle prime canzoni proprio che ho cominciato a cantare in napoletano. Proprio una, se non la prima. Una bellissima canzone, una bellissima poesia, più che altro, che allora ti diceva che Totò non ti ha mai saputo la verità a chi l'aveva dedicata a sta canzone. Si Perché vociferava. una donna. Il maestro Gianni Nani invece, che ci canti come classico? Ti canto la prima canzone che ho cantato a 4 anni, la cantava Antonello Rondi. E ma ricordi te che quando sto vicino al mare, quando l'onda piano piano passa bene e poi scompare e poi torna a te che sa io mi ricordo di te Lucia, Lucia, a 15 anni mi dici così. Bella questa. A parte Bella, che bella. Antonella Rondi è una bella voce. A me è Mamma sempre mia, piaciuto come Antonello. artista. Antonello Ma ancora ha sempre, sì, ha sempre avuto una sua, anche la sua classe veramente non indifferente. La verità, io l'ho sempre apprezzato. È vero, è vero. Molto. Un bravo tenore, veramente un grande tenore. Bravo. Luca, ritorniamo ai tuoi lavori discografici invece. Siamo arrivati Sì. nel 2000, dove stavamo Sì. ricordando alcuni brani di questo lavoro discografico. Sì, assolutamente. Ce n'erano di quel disco, poi ne sono andate bene un bel po', devo dire, fortunatamente, insomma. Perché, E facci c'era per esempio vorrei capire se sei tu seduto al tavolo laggiù, qui fra gente, luci e fumo non ti vedo più, e appari solo un po' più in là e per un attimo chissà, forse mi sbaglio ma di nuovo dovevi passare, sono sicuro ormai sei tu, capelli lunghi un po' di più, ma sempre bella come nei ricordi più di noi, che strano effetto che mi fa, non riesco manco a te guardare, e bevo ancora un'altra birra per non ci pensare, sto male ma tu non lo sai, e quindi mi presenti lui, somigli a me ma già lo so che non lo ammetterai,
La testa dura che tu hai, insieme con gli sbagli miei, hanno distrutto quel che c'era tra di noi. E chissà se tu ci pensi mai. Chi lo sa se hai già buttato via tutte le mie fotografie, o se le tieni chiuse in camera, nel cassetto quello dove sai che non ci guarderebbe lui, o almeno speri. Chi lo sa se è un po' di nostalgia ti bagna il viso e poi va via, chiudendo l'occhio per non chiamare. Quando guardi quella dove noi, stretti abbracciati più che mai, passo dall'acqua a cammino, di rabbia sabe da scordare, e tra i palazzi di città, raste mobili sfusa. Bella, bella. Questa anche la conosco benissimo. Gianluca, come vedi, come immagini più che altro il tuo futuro? Ma il mio futuro lo immagino, io credo, molto somigliante a questo presente, e spero che diciamo che rimanga così il più possibile, nel senso che ho raggiunto comunque un mio equilibrio che inseguivo da anni, cioè, l'equilibrio è la cosa più importante del mondo. Quindi il mio futuro vorrei fosse esattamente come oggi, quasi congelato, diciamo la possibilità di sorridere ogni giorno, grazie a Dio e grazie a tutte le persone che mi hanno sempre voluto bene e continuano a volermi bene, e attraverso la mia musica che diventa sempre di più il mio tappeto volante. Sinceramente non posso chiedere di più, non ho mai chiesto di più, io ho sempre chiesto al Padre Eterno: guardate, si farà tutto e subito, no, però si farà tanto, spesso, so più contento. E quindi va bene così. Gianlu, quando sei bugiardo? Bugiardo no. Ovviamente sono uno che non è che dice sempre la verità, perché non si può dire sempre la verità. La verità diventa scomoda, c'è bisogno a volte di qualche bugia bianca, secondo me a volte sono più utili. La bugia anche in senso buono. Assolutamente. A volte la bugia bianca è la scelta migliore rispetto a una verità che non serve a nessuno. Cioè, io non sono per il fatto, no, a tutti no, sinceramente, io se posso evitare di dire una cosa che magari non può sortire nessun effetto, sinceramente preferisco una bugia bianca che non faccia del male a nessuno e diamo tutti quanti e stiamo buono. Cioè, credo che poi a voler fare i perfettini, a voler fare i cavalieri senza macchia e senza paura, non si va da nessuna parte. Se vivessimo un mondo ideale, sì, ma il mondo non è ideale, le persone come me tengono i difetti, la vita ha in sé dei difetti, vedi che stiamo passando in questo periodo, quindi perfetto non si può essere. Quanto credi nell'amicizia? Tanto. Per me l'amicizia è io ho sempre considerato la vita la vita come un tavolo. Secondo me la vita deve avere i 4 piedi, perché nel momento in cui tu hai 4 piedi vuol dire che se te ne manca uno per un periodo resta in piedi il tavolo. Quindi per me uno di questi piedi è l'amicizia. Poi ci sta ovviamente l'amore, poi ci sta la salute e poi ci sta la famiglia. Cioè questo è quanto deve avere una vita. Poi sopra a parecchiame ci metto la mia passione, che è il mio lavoro, però tutto ciò non sta in piedi se almeno 3 di queste gambe del tavolo non ci sono. Se oggi dovresti fare una valutazione del tuo percorso di vita, ritieni che tieni più amici o più conoscenti? Molti più conoscenti. Io penso che gli amici siano... Io credo di averne anche tanti rispetto alla media, nel senso che io sono convinto che nella vita se tu non acchiappi 1, 2, 3 di amici veri, vuol dire che già stai proprio forte, stai veramente forte,
cioè, perché a volte si passa una vita pensando, come dicevo prima, che magari il che tiene a fianco è un amico vero, ma non è sempre così. Io posso dire invece di essere stato fortunato, spero di averlo meritato, perché poi l'amicizia sarà pure meritata, cioè, nel senso che se tu l'amicizia non la coltivi con l'anima, perché non è che tu l'amico lo coltivi quando te ne bisogni 100 euro per carai, no, non è quello. L'amicizia è coltivarla veramente quando fai la cosa più stupida del mondo, io come stai? Che tutto a posto e bisogna qualcosa che non sia necessariamente materiale, allora là stai capendo l'amicizia che cos'è. E io la reputo una dei pilastri della vita. Senza l'amicizia non si va da nessuna parte, sei solo proprio solo. È vero. Ad esempio io il maestro Gianni Nani lo ritengo un mio amico. Fortunatissimo, assolutamente. Cioè, perché Gianni è una brava persona. Si vede che è una brava persona, perché comunque non sembra, poi per l'amor di Dio, io lo dico perché ci conosciamo professionalmente, ahimè sarà modo di recuperare, però non abbiamo mai condiviso il quotidiano, però la percezione che ne ho è che è una persona, insomma, che molto 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 limpida. Però ho notato una cosa, credo tantissimo nella sincerità di Gianluca, perché io studio un po' le persone. Gianluca tutto il tempo che ha parlato non ha mai abbassato gli occhi a terra, ha guardato la telecamera e quindi è una persona veramente molto sincera. Io quando dico una cosa a una persona non riesco a guardare dall'altra parte, a volte metto in imbarazzo le persone, però è solo con lo sguardo che riesce a essere la persona più nuda del mondo e più disarmata. Quindi voglio dire, quando parli col cuore in mano, tu lo guardi negli occhi a un amico e poi sono convinto, ecco, secondo me me ne date anche atto, non c'è bisogno di agli amici di chiamarli per forza tutti i giorni e ricordargli che mi sembra assurde, no? A me per esempio mi piace tantissimo quando Mario la mattina mi risponde, adesso mi chiama in due modi, o chiattone e poi mi chiama TikTok, perché io sono diventato un regista di TikTok. Ma quello mi chiama alle 9 del mattino, mi manda i WhatsApp, io sto ancora dormendo e lo rispondo pieno di sonno, gatto, ma che vuoi che sto dormendo? Poi, ragazzi, voi avete mai detto una bugia al cioccolato? Al cioccolato? Come si dice bugia al cioccolato? Bugia bianca, no? Prima bugia bianca. Sì. Io proprio con il cioccolato bugiardo non so essere, perché un mangia la mattina a sera, quindi lo amo proprio. Di cioccolato sono gaddieti. Invece io volevo chiederti, ma la tua vecchiaia, cioè la vedi con la famiglia, con i figli, come la vorresti la tua vecchiaia? Ti dico la verità, io sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia quanto a figli, che io non ne ho ancora. Però assolutamente sì. Io ho delle vicissitudini familiari che mi hanno un po', come dire, impegnato in tante cose, diciamo anche mentalmente. Poi chi fa la vita, insomma, del cantautore è comunque sospeso in questo mondo tra fantasia e realtà. In più non ho mai trovato un assetto mio, come dire, sentimentale talmente stabile da potermi fare anche pensare di dare una madre a un mio figlio. Però assolutamente c'è e la vecchiaia per me sarà una sorta di gioventù tarda, perché se tu vuoi pensare se fai un figlio devi sentirti assolutamente forte, giovane, quindi sarò un nonno atipico evidentemente, o un papà nonno, un nonno papà. E infatti questo stavo dicendo, un nonno papà, un papà, la stessa cosa. Ti iniziaci ancora con una bella canzone. Allora, sempre di quel disco c'era questa qui. Se perdessi te sarebbe il buio davanti a me, che resto qui devoto a te come al mio Dio, pregando che resti così.
quel paradiso in cui planai quando il tuo volo mi rapì. Se perdessi te, sperduto io, sarei la voce che si udì chiamare invano il nome tuo, e nel silenzio poi morì. Sarei un amore uguale al mio, che sarà tuo se resti qui, se resti qui. Allora, in poche parole, tu tutti i lavori discografici che hai realizzato, diciamo che sei stato uno dei fortunati, perché non è uscito un brano, 2 brani, ma sulla maggior parte sono state tante canzoni ascoltate molto belle, che hanno riscosso il proprio merito che ci voleva, voglio dire, il proprio successo. Sì, grazie a Dio sì, anche perché spesso e volentieri quando becchi una canzone come Ti amo, per dire, di solito eclissa il disco, si dice in gergo, nel senso che diciamo, l'attenzione che ruba una canzone che fa un successo come quello di Ti amo, di solito invece abbiamo anche avuto fortuna di avere, che ne so, mai ci sto male ma non lo saprà mai, che conosco l'inferno grazie. Cioè, alla fine sono usciti dei pezzi che hanno comunque lasciato un buon segno, e quello, come dicevamo l'altra volta, mi ha agevolato, perché in 3 dischi avere già 15-16 brani che un po' tutti conoscono è una bella discesa, cioè è andare in discesa proprio. Il prezzo che deve pagare un artista, il sacrificio che deve fare un artista per essere amato dal pubblico, per tenersi, io dico sempre che un vero artista sta sempre con 2 piedi in una scarpa. Quanto è alto il prezzo che tu hai dovuto pagare per essere oggi Gianluca Capozzi? Allora, il prezzo sicuramente sembra una cosa esagerata, però non lo è, ve lo posso garantire. Il prezzo innanzitutto è che tu vivi la tua vita in funzione di una scelta che fai, cioè tu vivi in funzione della scelta artistica, c'è poco da dire bugie in questo caso. Tu ti vivi te stesso, la tua mente, il tuo fisico, la tua vita, la vivi in funzione di tutto ciò che è la visione artistica. Questo che cosa comporta? Delle scelte pericolose, non pericolose, però azzardate nella vita, cioè tu non vivi mai in maniera convenzionale, fai delle scelte sempre dettate dall'entusiasmo, dalla sensazione che ti porti dentro il cuore, ti prendi dei rischi anche dal punto di vista sentimentale, ti prendi dei rischi dal punto di vista della vita, perché hai sempre bisogno di quella fiamma che poi alla fine ti accenda per dar vita a una canzone, per dar vita a una sensazione, a un'emozione. Quindi in un certo qual modo tu investi parte della tua vita per tenere quella fiamma viva. Che vuoi dicere che poi può capitare pure che tu ti volti indietro e dici mamma mia, ragazzi combinate. Questo è uno dei prezzi. L'altro prezzo è assolutamente un altro, quello di incorrere nel fatto che le persone ti reputino una loro proprietà, o quantomeno si sentano autorizzate a vederti come, che ne so, il semaforo all'incrocio, cioè una cosa pubblica. Quindi questo che dà modo, cioè ti toglie la privacy innanzitutto, ti toglie anche, come dire, la possibilità di rapportarti agli altri in maniera diversa, perché poi ci sono gli educati, i maleducati, ci sono gli hater, ci sono quelli che ti amano, quelli che ti odiano, quelli che ti invidiano. Allora, quello è un altro sacrificio che tu devi fare, devi capire che nel momento in cui scegli di fare questo lavoro, devi mettere tutto in questo conto, tirare la somma e dire sì, è scelto, ok, perfetto, affronta queste cose, anche perché tu non sei fatti FIR, anche noi abbiamo i nostri momenti di debolezza. Se tu sei in un momento di debolezza e fai un pezzo, ok, che tu senti dentro tuo bello, che tu lo vedi bello e poi magari al pubblico non piace, questo non è vero che un artista non lascia il segno, lascia il segno, però se hai scelto di fare questa vita ti arrivo buono e ti arrivo pure malamente. Vabbè, io dico sempre che noi siamo persone che ci siamo messi in gioco e quindi dobbiamo accettare, come dici tu, tutto. Bravi, ti sei ovvio entro certi canoni, nel senso che sto parlando che veramente siamo proprietà privata, no, però siamo proprietà intellettuale di tutto ciò che noi scriviamo,
Cioè, se tu fai una canzone e la racconti, la fai sentire, non è più tua. Quindi il giudizio sulla canzone ci sta, deve, se piace, piace, se non piace, non piace. Però, ovviamente, se tu hai fatto quella cosa, ci credi e capisci che magari è una cosa che non può arrivare a tutti. Gianluca, dimmi una cosa, ecco, visto che tu mi hai detto no, io sono una persona sincera e poche bugie, sei mai uscito, hai mai corteggiato una tua ammiratrice? O Sì, semmai sei stato... Mi è successo in gioventù, assolutamente sì. Ma ovviamente non ho mai fatto io il primo passo, perché tra l'altro la vedevo una cosa proprio abbastanza facile, cioè io non ho mai fatto il primo passo. Mi è successo che, avendo incontrato questa persona in un ambiente diverso da quello della sia nata, come dire, un'affinità, e sì, assolutamente sì, è nato con qualche cosa. Come anche io ho avuto delle storie importanti nate sul lavoro, non con delle mie vere e proprie fan, però con delle persone che mi ascoltavano, che facevano parte del campo, diciamo, pseudo-artistico, e poi c'è nata una storia che è andata avanti, cioè c'è stata una semiconvivenza, cioè alla fine però non ho mai sfruttato quello che è il mio ascendente per Fubelil, no, Esatto, è nata la cosa, è diverso. Però non ho mai usato il mio lavoro per fare Playboy annanzi a Lì era Gianluca, non era l'artista. ma credo che alla fine, scusami, io penso poi, una volta che tu ti trovi all'interno del contesto, capisci che non serve. In che senso? Se tu puoi realmente, questa poi è la fortuna di fare alcuni lavori come l'attore, come può essere anche il presentatore, come può essere, ma ci sono tanti altri, tipo che ne sa, c'è l'organizzatore di serate nelle discoteche, cioè ci sono dei ruoli che ti mettono, come dire, un po' più in vista, e lì tu puoi scegliere. Nel momento in cui puoi scegliere, non è che fai lo scemo con tutto quanto. Se c'è qualcosa che attrae la tua, come dire, la tua anima, ti interessa, allora tu sei fatti carne e osso, non è voglio dire. Invece io adesso la stessa domanda la voglio fare al maestro Gianni Nani, perché tu devi sapere che per un periodo il maestro Gianni Nani lavorava moltissimo a Palermo, ma a Palermo era fortissimo Gianni Nani. Ad esempio, quel periodo, caro maestro, ma tu già eri fidanzato con tua moglie, già eri sposato? Ti faccio questa domanda proprio per far buttare stasera. A Palermo, quante fans sei uscito, se mai hai corteggiato qualche tua fans? No, allora, no, adesso sono serio. Non mi Dove sono sta mai tua moglie? No, ci sta Gianluca, lo vedo. Ah, ok. Allora, non mi sono mai quando io mi sono fidanzato con mia moglie, ero un ragazzo, mia moglie aveva 17 anni, quindi... Sì, maestro, però hai cambiato tono di voce, già stai parlando in sordina, che è successo? No, assolutamente. Non mi sono mai permesso, ho avuto quel successo perché comunque ero 30 kg in meno, avevo i capelli, ero carino pure, quindi era un personaggio abbastanza carino. 23 anni, quindi voglio dire, avevo visto pure dei soldi a 23 anni, ma potevo pure montare il cervello, però non mi sono mai, anzi, mia moglie una volta, erano 3 mesi che non mi vedeva, ha preso l'aereo ed è scesa a Palermo. È successa soltanto una cosa, una volta, un episodio dove poi le hanno spiegato, mi distrusse la casa, perché siccome io nel 98 io già avevo i ballerini, avevo il service, avevo i ballerini, c'erano le ballerine che quella sera, la sera prima, avevano quei brillantini addosso. Quando andai ecco. nonostante la doccia forte, di brillantini argento non se lo hai una cosa. Mia moglie mi chiama, vieni, sto all'aeroporto, la vado a prendere all'aeroporto, torna a casa. Allora, la scena è questa: io nel gabinetto a chiamare il mio impresario, un coltello appezzato in da porti il gabinetto che la casa sfacciata. Ok, allora meglio che non ti faccio più questa domanda e non ti faccio andare oltre, perché la quarantena deve fare da qualche altra parte. Lieve cortiella amica stasera. No, a parte gli scherzi, ho sempre rispettato mia moglie, sempre. Ok, dopo di quella la dichiarazione di
nasce un altro disco? Aspetta, chi stai domandando? Non ho sentito. Ho detto, dopo questo disco del 2000, quando hai inciso un altro disco? Allora, l'altro ci è voluto un po' di tempo, ti dico la verità, abbiamo fatto nel 2004 un singolo, cioè un disco con 2 pezzi, e all'interno c'era, 2005 il disco dopo, e si chiamava 6. E anche lì un po' di cose, tipo nel singolo cominciò a piacere questa. Stanotte mi pare fatta per non pensare, e forse non mi fa male se riesco a fare. Facimmo 2 passi a per, ma dimmi ci arrivi mare, andiamo a vedere ogni volta che ve ne va. Ma sto consumando, sto occhio per te guardare, sei bella come nessuno mi sai via. È tardi ma noi stasera, rudiendo che non mi fa, e tu fatti più vicino ancora, ho visto sta pure qua, e voglio stare con te, fino a che non scompare, e io giorno piano piano ce l'ho a cercare, e voglio stare con te. Ma che non passa più nessuno, mentre s'addorme sta città, ti voglio ricercare tu, sì che la camera non vuoi più. Questo fu il primo singolo che facemmo. Era il primo singolo che poi fatto dopo un lavoro discografico. No, questo anticipava il disco di poco insieme a un'altra canzone che poi è diventata anche quella veramente una specie di hit, cioè io problemi non ne ho, non mi fermo neanche un po'. No, scusami. No, l'ho fatta in solo, scusa. Ho ancora voglia di amare, se è il caso farmi male. Chi ci perde qui sei tu, che non troverai mai più un uomo che ti mette al centro del suo mondo, proprio come me, come me, come me. E insieme a questa, poi sempre in quel disco, cominciamo a cantare questa e ce la portiamo ancora appresso da un bel po'. Lei che se potessi torneresti indietro, tutta la tua vita fino al primo incontro. Lei che non l'ha capito mai, lei che non gliel'hai detto mai, e adesso pensi a lei che da quel giorno non l'hai più sentita. Lei che se potessi chiederesti scusa a lei che chissà se dormirà o se stanotte come te un po' ci penserà. Questa pure, insomma, diede il suo contributo. Anche questo fu un disco fortunato, devo dire. Da chi te le fai carare? Da chi te le fai carare le canzoni che poi incidi? Cioè, nel senso che quante persone ascoltano prima che poi vengono pubblicate, conosciute al pubblico? Le persone di fiducia tua? Una decina di persone quando mi va bene, però sono 6-7 pareri che io ascolto, che, come ti dissi anche l'altra volta, io faccio ascoltare per ascolti diversi, scusa il gioco di parole, perché so
i gusti, ma soprattutto so in che modo ascoltano il brano. Cioè c'è la persona che bada solo alla musica, c'è la persona che riesce a percepire il testo al primo ascolto, poi c'è la persona che riesce a percepire l'orecchiabilità del pezzo, poi c'è chi invece riesce a capire anche un po' la struttura del pezzo, se è un pezzo fatto in un certo modo un po' importante, insomma, più complicato, poi c'è quella che ha un gusto un po' più pop, mentre quella ha un gusto un po' più raffinato, ecco, insomma, tante cose. Però ti dico, è studiata la cosa. No, questi sono i pareri, però io le ho già scelte le canzoni, cioè posso cambiare, ecco, se devo spingere un singolo, cambio idea e magari posso mettere un singolo piuttosto che un altro perché sono indeciso tra... Però, voglio dire, alla fine i pezzi da proporre li scegliamo io e Massimo, cioè non mi faccio condizionare, sono dei... come dire, dei feedback in più, dei pareri in più che mi aiutano però a capire quale posso spingere di più. Bene, allora io cambio giusto velocemente la parentesi perché voi sapete sempre che io da sempre mi occupo anche di solidarietà e l'ho fatto molto in questo periodo anche del coronavirus. Abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo dato tanti pacchi a tante famiglie che ne avevano bisogno. Attraverso le persone che mi seguono sui miei social creammo una posta pay e lì si faceva questa raccolta fondi per distribuire i soldi. Finita questa fase qua, poi abbiamo iniziato a fare un altro tipo di beneficenza. In questo periodo, io questo è un appello che sto facendo in questo istante per le persone che ci stanno seguendo, c'è bisogno, l'altro giorno c'era bisogno di una signora che era partorita da pochi giorni di un maschietto, non avendo la possibilità, c'era una signora che si chiama Jessica e disse io ho la possibilità perché ho un bambino di 5-6 mesi e voglio regalare tutti gli abitini di mio figlio, tanto è vero che la signora l'ha fatto e proprio domani viene fatta sta consegna. In questo caso c'è un'altra signora che anche lei ha dei bambini di età piccola dai 6 anni ai 4 anni ai 5 anni e quindi se c'è qualcuno che, ripeto, anche che possono essere abiti usati dei bambini, vanno bene gli stessi perché sapete che ci sono tante famiglie che a volte che non hanno la possibilità, quindi se qualcuno è all'ascolto che tiene qualcosa del proprio bambino che non indossa più, naturalmente perché si è fatto più grande, ci può contattare anche sulla mia pagina social o di Facebook o di Instagram Mario Guida e noi cerchiamo di creare l'appuntamento tra il beneficiario e chi deve ricevere tutto questo. Detto questo abbiamo fatto anche l'appello. Maestro Gianni Nani, sì. Perché oggi si fanno solo i singoli mentre prima si facevano i dischi? Allora, a parte ormai sai, con la nuova tecnologia, quello del digitale, si è andato un po' a scemare la figura del CD. È bello oggi comunque avere una confezione dove tu hai 10 brani tuoi e quindi resteranno sempre, sì, fisicamente voglio dire, no? La copertina, c'è chi ama il cantante quindi vuole il CD, però diciamo che ormai i singoli poi vengono spesso lanciati perché per non perdere tempo nelle stagioni, ti spiego, cerco di spiegarmi meglio. Spesso per fare un lavoro discografico ci vuole del tempo perché bisogna studiare dei brani, trovare degli arrangiamenti giusti. Allora nel frattempo, siccome in questo caos musicale che avvolge la nostra napoletanità, no? La nostra Napoli, e ci sono 100.000 cantanti, che è giusto che sia così, allora per mantenere fresco un artista si lanciano come dei missili dei singoli e quindi praticamente poi c'è chi magari tutti questi singoli li raccoglie in un solo lavoro discografico, stampa il CD, che ben venga la discografia deve ritornare di nuovo forte, però voglio dire c'è chi non lo fa, c'è chi lo pubblica soltanto su YouTube, c'è chi lo mette su tutte le piattaforme musicali. Secondo me sono scelte, poi se va avanti e arriva scelte anche di marketing, quindi voglio dire sono cose molto complesse dove io ormai non ci gioco nemmeno più perché è un po' di tempo che non
a breve ci sarà una cover, ma non è assolutamente per il Vabbè, lui è diventato, Massimo, devi sapere che noi siamo diventati Maurizio Costanzo e il maestro Perris. Lui lavora fisso con me, quindi abbiamo fatto un duo. Invece ma lui ha ragione. Lui ha ragione, ma c'è da dire che praticamente la musica ha sofferto di tutto ciò che soffre la società, ossia un pezzo oggi diventa vecchio in 2 mesi, mentre invece un pezzo, e ne citavamo qualcuno prima, negli anni addietro ti accompagnava per 20 anni. È vero. I 2 brani, questi 3 brani che mi hai cantato, che mi dicevano che poi hanno preceduto il disco, ma poi il disco in sé stesso in che anno è uscito? È uscito nel 2005, i singoli nel 2004, ed era Parlerai di me e Un po' che più, e invece proprio il disco che si chiama 6 è uscito nel 2005 e ci ha portati poi a fare un bel po' di cose. Devo dire, quell'anno facemmo veramente un paio di eventi belli e ce li siamo portati nel cuore per anni, perché quell'anno forse è stato un po' abbiamo fatto un po' il sunto di tutti gli anni precedenti e ci siamo tolti veramente un bel po' di soddisfazioni. E anche lì poi dopo sono stato fermo per un bel po', perché discograficamente io ho avuto 2 buchi dal 2002 al 2005 e dal 2005 al 2010 sono stato abbastanza fermo, perché un po' ero attratto da sirene nazionali e cose varie, insomma, delle porte che si aprivano piuttosto che chiudersi, un po' confuso anche dal punto di vista mio personale, e quindi ho avuto questi 2 momenti di stasi, perché poi alla fine erano un bel po' di anni che scrivevo in continuazione. Poi erano momenti in cui ti ferma un attimo e dici aspetta un momento, già capivo cosa. Il tempo, giustamente. Sì, assolutamente. E poi nel 2010 invece cominciamo a uscire con questo disco, nel quale c'è un pezzo che io presentai a Sanremo, in tipo 15 giorni, in una selezione online che poi non è stata mai presa in considerazione, riuscì a prendere tipo 350.000 voti, arrivavamo quarti in questa selezione in tutta Italia, e faceva: sei tu quel brivido che nasce dentro di me, sei tu quel vuoto che c'era e adesso non c'è, giù nelle vene così come nessuno mai, lo sento scorrere in me, l'amore che dai. Sono qui, sferra il colpo, finiscimi, fallo qui, tra le lenzuola e un altro sì. Sei tu quel vuoto che c'era e adesso non c'è, giù nelle vene così come nessuno mai, lo sento scorrere in me, l'amore che dai. Lo sento scorrere in me, l'amore che dai. Grande. Questa era 2010. Bella veramente. Devo dire che questa, anche questa qui, dopo un po' di tempo di, diciamo, passato, ci diede quelle soddisfazioni che speravamo, perché poi le speri sempre. E insieme a questa poi c'era anche Io ci sarò, che ci aprì la strada per questo Palapartenope che facemmo, insomma,
che è stata forse una delle serate più belle della mia carriera. Facciamo questo Palaparteno perché scoppiò di innamorati a San Valentino e riuscimmo a fare questo video. Sì, perché tu l'hai fatto il 14 febbraio, mi ricordo. 14 febbraio, sì, era il 14 febbraio, e devo dire che la cosa bellissima di quel concerto era l'aria che si respirava. Cioè, facevamo un concerto con lo possiamo confessare oggi, con una sicurezza assolutamente inadeguata. Lo prendemmo un po' sotto gamba, non ci aspettavamo tutto quello che poi in verità è successo, ma i ragazzi furono veramente interessati solo alla musica, solo a star bene, nelle ultime file, le ultimissime file si baciavano e si innamoravano come non mai. È una serata particolare perché tu sapevi bene che lì comunque erano presenti solo tutti gli innamorati. Sì. Mamma mia, che bellissima serata, veramente, è stata qualche cosa da portarsi veramente nei ricordi fino all'ultimo giorno di vita, perché avere tutte quelle persone che stavano lì solamente, e credimi, solamente per le canzoni e per le storie che ci eravamo raccontati, perché io raccontavo le mie storie e loro si ritrovavano e si ritrovano tutt'oggi in quelle stesse parole, veramente, cioè, ecco perché io dico, poi non mi è mancato veramente nulla, cioè alla fine le cose che volevo fare le ho fatte e le faccio ancora, grazie a Dio. La soddisfazione è quella che lei aver preso, ecco, lo diceva devo ricominciare a riassettare l'organizzazione e, diciamo, rimettere in funzione quella macchina che stavo cercando di fare, ma penso che a questo punto si concretizzerà tutto nell'inverno prossimo. Sicuramente, quindi viene spostato completamente il sì, perché mancano all'appello questi 3-4 mesi. Gianluca, quando resti male su un brano che tu speri che possa essere il brano di successo e invece poi non arriva a quello che tu pensavi? Fino al brano dopo. Bella questa. Io Piazzaro. E siamo arrivati nel 2005. Bella, ti è piaciuta come risposta. Fino al 2010. Andiamo avanti, arriviamo quasi, voglio dire, ai giorni d'oggi. Sì. C'è stato un disco nel 2004. Che era nato prettamente per un mercato italiano, perché poi c'erano delle cose alle spalle, avevo chiuso degli accordi insomma con una etichetta di Milano e c'era tutto un progetto e si chiamava Tra le cose che ho. Sai, mi ricordo quasi. Tra le cose che ho e le cose che avrò, faccio il conto di ciò che ho perduto. Qualche amico ce l'ho e qualcuno ne avrò, più di quanti ne ho meritato. Ho ricordi splendidi e ferite che bruciano ancora un po'. Poco conta se ora so che la cosa più bella sei tu tra le cose che ho. Questo era il pezzo che dava il nome a quell'album, destinato a fare un giro un po' particolare, perché comunque prima di produrlo piacque a diversi network, piacque a diverse fonti radiofoniche, e quindi noi andammo a sprombattuto perché avevamo tutto il benestare, tutto a posto, ci piaceva, tutto quanto così, là, però poi quando uscì
vennero meno delle parole, come dire, insomma, pareri dati, e poi la musica a volte sa essere anche strana, devo dire la verità, però quel disco devo dire che era realizzato in maniera impeccabile da Sabatino Salvati. Per la prima volta io collaboravo con un nuovo arrangiatore che si chiama Sabatino Salvati, con il quale collaboro tutt'oggi, e con la Rosso al Tramonto di Antonio e Sabatino Salvati, che erano veramente una sorta di fenomeno, e lo sono ancora, perché avevano dato vita a un sacco di progetti importanti, come avevano seguito quello dei Modà insieme a Chicco Palmosi, avevano veramente dato prova di essere tra le produzioni più importanti. Però, come dicevo, poi alla fine... Sì. Hai mai avuto a che fare con Piero Cassano dei Mattia Bazzar? No, non l'ho mai conosciuto, anche se lo stimo tantissimo, perché ho scoperto i successi che ha scritto e non mi aspettavo avesse scritto tutti quei successi. Tu saresti un cantante proprio per Piero Cassano. Perché Piero Cassano ha scritto, ragazzi, ha scritto cose impensate. Ecco. Perdonami? Tantissimo. Piero Cassano è stato quello che forse ha inventato Eros Ramazzotti. Bravo, assolutamente. E non lo sapevo, io l'ho saputo dopo. Io l'ho conosciuto nel 99 a Sanremo. Tu sei una voce alla quale sì, Piero Cassano avrebbe fatto proprio, secondo me, una corte spietata. No, invece, scusami Gianni, io voglio chiedere a Gianluca velocemente, perché siamo quasi al traguardo. Io non lo so perché ho fatto 2 dirette, una su Instagram e una televisivamente con Gianluca. Il tempo è volato, non mi so rendere conto di questa cosa. Ma in questo disco che mi parlavi adesso, sbaglio, oppure tu hai dedicato un brano, può darsi pure che mi sbaglio, ad Annalisa Durante? Sì. Era questo il disco? In verità il brano lo scrissi molto tempo prima, ma lo feci uscire in questo disco perché quando scrissi il brano non volevo beneficiare di una pubblicità basata sulla sofferenza altrui, se la verità. Era troppo semplice, era troppo scontato, era troppo indelicato far leva poi su quello che è tutta una serie di meccanismi che si mettono in funzione sul dolore, che a me non mi stanno tanto buone, per la verità. Cioè si spettacolarizza troppo, ci si dimentica troppo facilmente. E sì, dopo un po' scrissi questa qui. Mali non doveva andare così, troppo caro il prezzo di uno sbaglio, forse Dio quel giorno non è passato da qui. E adesso Mali io non so da dove, non so se potrai sentire tutto questo, ma la voce resta la sola cosa che va più in alto. E vorrei almeno aver potuto stringerti, ma è così. Ancor prima di trovarci abbiamo dovuto perderci. Noi non doveva andare così, troppo caro il prezzo di uno sbaglio, forse Dio quel giorno non è passato da qui. E adesso Nali io non so da dove, non so se potrai sentire tutto questo, ma la voce resta la sola cosa che va più in alto. Nali era semplicemente il diminutivo che io diedi a Annalisa Durante, cioè raccontandola come se l'avessi conosciuta. In verità non l'ho mai conosciuta, mi dissero del fatto che lei ascoltasse le mie canzoni dopo che successe questa cosa orribile, me la dissero dal TG5 fondamentalmente, e io andai a conoscerla per quello che potetti sulle notizie che si trovavano, conoscendo il suo padre, il signor Giovanni Durante, al quale mando un abbraccio,
e io veramente in questa canzone ci ho messo le immagini che vidi quando andai al funerale, ed era questa città stretta nel dolore con i vicoli incasinati di gente, nel suo dolore e nella sua vergogna. Purtroppo, ahimè, io ti devo fermare perché abbiamo finito, ma soprattutto voglio ringraziarti per avermi dato la possibilità questa settimana di raccontarti e di avermi dato il piacere di intervistarti più che altro. Sono stato veramente contento e felice. Piacere mio, ci siamo fatti una bella sfogata come veramente meritavamo da tempo. Quindi... È vero. Saluta il tuo pubblico che ci sta seguendo. Un abbraccio a tutti ragazzi, tenete duro e sempre tanto affetto e tanta musica a tutti. Ok, Gianni Nani, maestro, noi ci vediamo venerdì prossimo. Un abbraccio a lei. Molto bene, Gianluca, continua sempre a scrivere in chiave maggiore perché porta positività. Grazie. Grande Gianluca Capozzi. Buonanotte, grazie a Massimo che è il mio gangio. Grazie, buonanotte Gianni Nani, buonanotte a tutti voi che ci avete sentito. Ciao Mariano.